Visitivo e te contas. Siamo con Robert Carzedda, che come non si spiega ite bianna si tratta di Saida. Vedendo in fondo, lo so inquadrando, e questo è un modello, e come se non si spiega bene di che si tratta. Robert, come ti è nascita questa idea e poi te interpreta quest'opera? L'idea è nascita l'anno passato. L'amministrazione comunale ha commissionato un'opera a deponere il ingresso di Saida, a Saida di Sabiti Solo. L'intenzione del suo comune è omaggiare in qualche maniera su tenori, insomma, che sono i vizi, insomma, è una delle massime espressioni in questo campo. E quindi mi ha commissionato un'opera da dedicare a Isolo. Però noi abbiamo lavorato più che su adesso omaggio al suo cantore, a tenore, ma abbiamo voluto lavorare più che altro a dedicare l'opera a suo cantatenore in sua totalità. E più che altro vinse la Saida che in nuove in cui sul cantatenore si è sviluppata. E quindi noi abbiamo replicato, non abbiamo salvato scantore, posto o accostato, o chissà sagma, insomma anche tutto conoscibile, no? Ma abbiamo cercato di utilizzare questo omaggio utilizzando un linguaggio più contemporaneo e quindi quasi concettuale. E quindi l'idea di base è questa, simboleggiare la comunità agropastorale in dove questo campo si è sviluppato, l'abbiamo simboleggiata con un curso di stelle di acciaio corte, che però non sono mutate, cioè, nel senso che non sono semplici lastra vero, ma sono lastre che si contano a sentirno o a sentire qualche cosa, no? Quindi può essere trasportata per esempio il pulso, può essere trasportato da del tunnel, il matrazzo, un elemento dedicato a questa natura e queste stelle che singolarmente contano una cosa impare formano un busco, quindi che siete a simboleggiare la comunità è chi mantenete sono gregiti battono con tone in ceramica, che ne sarebbe dato in ceramica, che simboleggiano in questo caso sul numero batto del suo scantore da tenore, tiene appunto un mantello elevato, no? Che è poi una forma che pare una contraddizione, no? Che la preta solitamente è stata in terra, no? Invece in questo caso è elevata, come sul canto è elevata l'animo e lo spirito del somine. In cui poi batto un omaggio sul cantatenore si è simboleggiato da sapretta che depreta il fatto del territorio nostro, insomma, cioè il paesaggio nostro è caratterizzato da questa presenza, insomma, del sapretta. Ecco, quindi gli elementi sono questo, l'elemento naturale, l'omine, il paesaggio, e poi vanno a essere, un richiamo sonoro, nel senso che vanno a essere sistema che su vento una matalla mennanne. Sì, esattamente, sì, che riparte a riprodurre sul giorno della matalla e quindi in questo luogo, in una essere posizionato un momento, va a essere sempre, visto che va bene, va a essere sempre per se sente questo giorno che richiama in maniera inequivocabile, insomma, al suo mondo della campagna, no? E che in questo si completa, teniamo il omaggio appunto associato alla sua comunità agropastorale non è nascito in Antenorica è importante questo, insomma, il campo si può sviluppare in ocche e noi in attirue proprio in questa peculiarità sociale, culturale ed economica, no? Che caratterizza la vita nostra. Ecco, poi l'operazione si completa, quindi uno potete definire una sorta di
del totem, dovrebbe essere iscritto bitti paesi del tenore, che in lettera in ceramica, che sono qui, scriviamo vedere no, a rimarcare e a rendere più chiaro il messaggio delle operazioni. Insomma, mi pare di comprendere che la base del monumento pare che sia una espressione culturale, della cultura di una collettività, e che questo tenore viene posto sopra può stabilizzare questa cultura, però allo stesso tempo sono espressione di punta di questa cultura. Esattamente, è proprio questo. Quindi l'idea è di lavorare un elemento legato alla sua arcaicità e alla sua tradizione, però dello omaggiare non in maniera, come dire, dello omaggiare in maniera contemporanea. Ecco. No? Quindi a rimarcare che vintage un elemento arcaico e della tradizione, come intese di a tenore, è di una modernità e quindi meritata di essere omaggiato ed essere trasmesso, no? a generazione futura, però in maniera che non un linguaggio non è oggi, della contemporaneità, certo. che però non le ha nulla a importanza e a savorza di questo canto ancestrale, insomma, che noi non spieghiamo sul DNA nostro, no? Di chi è stato. Quindi non è un aumento che siamo facendo, ma sono raichinas di attualità, insomma, dai non bene allattiamo gioie, cioè i sostenori dunque non sono un aumento del suo passato, ma sono un'espressione di oggi. Assolutamente, per rimarcare tutto questo fatto, che l'aumento, come tenere, porta in sé un qualcosa di polveroso, no? È una cosa che dice omaggiarne e esponere a banno, invece no, in questo caso l'omaggio è essere allo più forte e serve a rilanciare, anzi, questo aspetto della tradizione nostra, però di rilanciare a suo futuro, no? Quindi a noi non pare di essere un messaggio abbastanza positivo da questo punto di vista, non un semplice omaggio, quindi che siete una cosa che si è passata, che è scolata, che si è firmata, certo, e che non ha futuro. Invece noi scriviamo giornali che giocando a tenore invece in un futuro lato, il ricambio generazionale del cantore, che si trasmette su una satira o da passione proprio l'arte del suo canto, insomma. Cioè che siamo quindi da sua sfera del suo folklore, non cana piazzato a Putirio e nos presentiamo in questa attualità. Noi siamo custos, non siamo sul passato, siamo oggi che in Raichina vunnata sul passato, ma questo siamo oggi. Esattamente, e proprio questo abbiamo scritto utilizzare un linguaggio non figurativo, ma volutamente concettuale, in certa maniera forse vinza già poco comprensibile, perlomeno inizialmente. Poi noi confidiamo che la sente si virmete e bi ragione. È un'opera che ha necessità di interazioni che si sente. Cioè noi è un'opera di facile lettura, si pensa che uno parla in macchina, la lega, individua il suo messaggio e ne si è contenta di questo. Invece è un'opera che necessita che la sente di virmete, bi ragione. E quindi è un'opera che ha necessità di interazione di assente e questo ha che pensare, no? Ponete in moto un po' in movimento una serie di pensamenti che sono necessari, insomma, che non essere una fruizione passiva che non lascia nulla, invece se un'opera in qualche maniera ti interroga e tu li interroga, insomma, quindi si crea un cortocircuito, no? Tra l'opera e il spettatore. Poi potete dare vinta al risultato, potete non piacere, poi in questi casi crea dibattito. Inizia a livello personale, no? Che uno si interroga, te la idea, la compiata, cercata di comprendere e tenata che s'opera, e già più si ermetta, no? Poi questo
questa è un'opera che non solo usidete, ma pure è data. E poi è data che abbiamo la parte sonora che insomma introduiti con due elementi andiamo giù che può essere la natura che lo ha suonare, che è il vento che l'ha suonare, no? Non batta meccanismo elettronico o è il vento che muove sull'imbedo e quindi che casa questo zoom e quindi è un'opera metta legata sull'elemento naturale, no? Bene, bene. La chi vuol vedere un po' da corso a Sol de BCTV che sicuramente sono curioso della idea bene, ma la musabidere e pocanno si previditi. E questo profilo di uomini che sa che su pizzetto che sarva. Abbiamo scritto in questo caso abbiamo cedito a suo aspetto figurativo e abbiamo scritto un ponere un profilo di un uomo che è a simboleggiare ecco, è un uomine tipo, una persona X cioè impersonata la collettività, ecco. Sì. Cioè uno può impersonare tanto, insomma, ecco, poi non hanno questa fossetta dei no che sono a me la fossa di Succhercu, la fortica di tunnel, no, ecco qua, la fortica del tunnel. Quindi bisemo al completo, e questo è su marrazzo, una matalla, che poi è esacchiata a comunicare in termini acustici che si sente, insomma, è il battery che sopra chi mantiene in firma questa cultura, la mantiene in firma, ma è la comunità che però al stesso tempo sorregge, no? Certo, la collettività lo mantiene in artu, però allo stesso tempo contribuisce a stabilizzare la comunità stessa. Abbiamo compreso una bella cosa, davvero noi diamo ora della idea completata e della intendere pure che nos trasmette questa bella cosa, bello suono che poi è su suono del suo tenore, cioè fino a sul tenore riproduiti il suo suono della natura, insomma, sul bestiame, sul vento e così via. Bene Robert, nos intendiamo prossimamente, potranno essere presentata l'opera in realtà a San Nuovo.